Siamo tornati in studio, altra eccellenza veneta, altro talento veneto e un argomento che credo interessi veramente davvero tutti. Abbiamo qui con noi Chiara Nardon, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Padova, premiata appunto allo Young Veneto Excellence Award. Tu ti occupi, mi permetto di dare del tu ti occupi del meccanismo delle cellule che si trasformano in tumore. Tu vuoi trovare la soluzione, magari fosse, o almeno ti sforzi, contro il cancro. Come mai questa scelta? E questo si può ottenere attraverso la ricerca chimica, e a che punto siamo, insomma? Sei la persona che tutti vorrebbero avere vicino. Ti ringrazio. No? Io sono un chimico bioinorganico in particolare, e sono stata fortunata perché già ai tempi delle medie, delle scuole medie inferiori, ho capito la mia passione per la chimica, e fin da allora, anche per motivi familiari, ho voluto occuparmi della ricerca in ambito oncologico. E poi dopo le scuole superiori ho fatto il liceo scientifico, ho capito che avrei potuto provare a sviluppare nuovi potenziali farmaci oncologici se avessi studiato chimica. Avevo anche come alternative biologia, medicina. In quel caso si può sempre lavorare in ambito oncologico, però con degli occhi diversi, con un approccio diverso. Per partire dalle basi bisogna essere un chimico, quindi ho scelto di studiare chimica, 5 anni, poi ho finito il dottorato di ricerca, quindi ho fatto altri 3 anni di formazione accademica, con un periodo anche all'estero, negli Stati Uniti. Questo percorso di studi l'ho terminato marzo scorso e adesso sono una assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Chimiche qui dell'Università di Padova. Lavoro nel gruppo della professoressa Dolores Fregona, e con lei, con i miei colleghi, cerchiamo ogni giorno di portare avanti le nostre ricerche, che si collocano nel contesto della progettazione innanzitutto, poi della sintesi chimica, della caratterizzazione chimico-fisica dei composti, e poi del loro sviluppo biologico come potenziali farmaci antitumorali, quindi studi in vitro per testare la loro abilità di uccidere le cellule cancerose. Studiamo questi composti su un pannello di linee tumorali, per esempio della mammella, della prostata, del polmone e così via. Selezioniamo le linee cellulari su cui sono più attivi, e poi su queste linee cellulari andiamo a studiare la loro attività antiproliferativa su topi, quindi su modelli animali, per vedere se anche in vivo mantengono la loro attività. Poi studiamo anche il loro profilo tossicologico, quindi cerchiamo di pesare la loro attività antitumorale rispetto alla tossicità a livello sistemico, per esempio, quindi se riusciamo a fare del bene ma evitando dei danni magari più pesanti a livello renale o cardiaco. A che punto siete arrivati? Perché insomma voi avete lì tumori belli sulle vostre piastrine e ne cercate di capire l'evoluzione e il meccanismo che governa poi questi tumori, che non è un meccanismo unico purtroppo, ma è diversificato. Che cosa si può dire? Che cosa si può dire a questo punto sulla base della tua attività di ricerca? Che cos'è un tumore e come si può combattere? Perché se ne sentono tante. Intanto voglio precisare che è un lavoro che facciamo in team, e io lavoro in questo team dal 2006. Sono fortunata perché lavoro in un team di giovani brillanti, affiatati. Siamo riusciti a isolare, diciamo, dei composti di oro, quindi a isolare quelli migliori che abbiamo studiato in questi anni, in questa libreria di composti. Composti di oro che sono fatti appunto la chiamiamola bomba, quindi da un agente citotossico, quindi capace di uccidere le cellule cancerose, che è un metallo, l'oro. A questo metallo abbiamo legato, parlando appunto in modo semplice, una parte organica, quindi una catenella, diciamo, che è in grado di aumentare la solubilità del composto finale, e quindi veicolare questa molecola, indirizzarla preferenzialmente nei tessuti malati, verso le cellule cancerose. Quindi l'oro ci può salvare? Sì, esatto, il metallo oro, che è quello che usiamo nei gioielli, eccetera, può salvarci. È molto più prezioso che, sì, oltre che in ambito della Quindi tenete l'oro nel cassetto, non andate a venderlo perché... Quindi adesso stiamo andando avanti con questi composti, e siamo arrivati a uno stadio avanzato di studi preclinici, e dovremo concludere questi studi nei prossimi mesi, sempre in vivo, diciamo, su modelli animali, per poi passare potenzialmente e sperabilmente alla fase clinica 1, in cui dovremo studiare i nostri composti su malati terminali volontari. Per quanto riguarda la seconda tua domanda... Posso farti una domanda? Sì. Questo tipo di farmaco, quando verosimilmente conclusa la sperimentazione, potrebbe entrare nel mercato, e
Sarà un farmaco costoso visto che è a base di oro? Sì, sono due elementi è non abbastanza indifferenti. costoso, ma non costoso come tanti altri che sono già sul mercato in fase clinica Questa è già utilizzati, una bella quindi risposta. potrebbe costare anche metà per esempio di altri composti che sono già utilizzati a livello clinico. Tempi, secondo Tempi, se avremo le risorse finanziarie per portare avanti i composti, potremmo parlare in modo ottimistico 5 anni o 10 anni, perché bisogna fare la fase clinica 1, la fase clinica 2, la fase clinica 3, quindi completare tutto questo iter che è obbligatorio per essere poi approvati a livello ministeriale, certo, eccetera. Appunto dicevo che è importante trovare le risorse che qui in Italia adesso si scarseggiano, come anche nel resto del mondo, anche per colpa della crisi, Anche eccetera. in America ci sono meno risorse? Sì, della anche ricerca? dove ero in America, ero a Detroit presso il Karmanos Cancer Institute, anche lì ho visto nell'ultimo periodo in cui ero là cominciavano a mancare i fondi di ricerca anche negli Stati Uniti. Però la ricerca contro il cancro credo che sia una ricerca talmente importante perché mi dicevi prima, il nostro, proprio per dire quali sono i meccanismi che poi sviluppano il tumore, in ogni momento le nostre cellule cosa fanno? Allora, intanto bisogna specificare bene che il tumore è la seconda causa di morte in Italia e nel mondo dopo le patologie cardiovascolari ed è la malattia genetica più comune. Noi potenzialmente ogni giorno sviluppiamo potenziali cellule malate, cancerose. Siamo però fatti talmente bene che abbiamo delle macchine di riparazione che correggono praticamente subito gli errori che si vengono a formare a livello genetico, a livello molecolare. C'è però la probabilità che nel corso degli anni, anche per colpa dell'invecchiamento, alcune mutazioni che vengono a formarsi nei geni chiave della replicazione cellulare vengono a non essere corrette. Quindi queste mutazioni vengono ereditate dalle cellule figlie di un certo organo, per esempio la prostata o la mammella, e una volta che si vengono ad acquisire un certo numero di mutazioni, in letteratura si parla di almeno 5 mutazioni che avvengono nei geni chiave per la replicazione, allora si comincia ad avere lo sviluppo del tumore. Da una cellula si passa a 2, da 2 a 3, ed di solito perché un tumore divenga palpabile, riconoscibile, quindi almeno di qualche millimetro in diametro, devono passare di solito dai 5 ai 10 anni. Quindi è un iter abbastanza lungo ed è per questo che è importante fare molta prevenzione. Tu hai spiegato in maniera molto, molto chiara il meccanismo, sottolinei la questione della prevenzione, però hai detto che il tumore è una malattia genetica, Sì. quindi che comportamenti si possono adottare per evitare lo sviluppo del tumore? A questo punto credo nessuno, però l'alimentazione, lo sport incide o effettivamente c'è questo meccanismo? È come essere un po' così, è come vincere al Superenalotto, mi pare. Sì, no, allora, non c'è una risposta che vale per tutti i tipi di tumore. Sicuramente uno stile di vita corretto, lo sport, l'alimentazione sono importanti e la prevenzione, come dicevo prima. Però, per esempio, ci sono dei comportamenti fondamentali, per esempio evitare di fumare, perché in questo modo si riduce anche del 50% l'incidenza, quindi la probabilità di ammalarsi per tumore al polmone. Questo perché si riduce la possibilità degli errori e quindi esatto, si danno meno stimoli esterni di tipo fisico o chimico, quindi con molecole, per esempio radiazioni, eccetera, stimoli esterni che riceve la cellula e quindi che possono indurre eventuali mutazioni, problemi all'interno della cellula stessa. Però, a parte questo, o uno fa uno screening adesso con le nuove tecniche di sequenziamento del DNA. Ce l'ha scritto nel DNA. Si va a capire che mutazioni sono già in corso nel proprio corpo, nel proprio organismo, però sono ancora tecniche che sono molto costose e forse nei prossimi anni si potrà andare a leggere il proprio DNA. Ma io leggendo il mio DNA scopro che posso sviluppare in un punto X piuttosto che in un punto Y, quel farmaco tra 10 anni a base d'oro può essere utilizzato per bloccare la degenerazione. Perché noi stiamo cercando di capire i target, quindi quali sono i bersagli molecolari, le proteine, enzimi, eccetera, dei nostri composti, quello che ho fatto anche in America. E una volta che uno capisce quali sono i target molecolari di un certo composto, per esempio il nostro, può capire quali sono i tipi e i sottotipi di tumore che possono rispondere a questa terapia. Però questi target sono individuali? Quindi no, questi target sono comuni. Vanno bene per tutti? Per esempio i nostri composti, ho visto sia in vitro che in vivo, quindi su topi, sono in grado di inibire il proteasoma, che è una grande macchina proteica in grado di digerire, diciamo, le proteine una volta che non servono più all'interno della cellula. Questa macchina è sovraespressa e ha un funzionamento anomalo dopo sviluppo di tumore. Il fatto che i nostri composti riescano ad andare a inibire e a bloccare questa macchina praticamente è come bloccare il motore delle cellule tumorali e quindi
questa proteina che si chiama proteasoma c'è in tutte le cellule e c'è in tutti i tumori, quindi forse potremmo avere uno spettro più ampio di tumori che potremmo curare con i nostri composti e finanziamenti permettendo, altrimenti il brevetto cadrà perché abbiamo fatto un brevetto internazionale per proteggere i nostri composti e renderli anche più appetibili a livello di case farmaceutiche. Esatto, di case farmaceutiche. Quanto appunto l'ingerenza delle case farmaceutiche in certe linee terapeutiche, quindi a base farmacologica, blocca la ricerca o favorisce la ricerca in questo momento? Perché nel nostro caso non è che ci hanno mai bloccato, magari non ci aiutano nel senso che, visto anche per colpa della crisi, qui indirettamente un blocco, per colpa della crisi ci hanno detto più case farmaceutiche che aspettano che andiamo avanti per portarli vicino alla fase clinica 1, allora lì sarebbero magari interessate a comprare il brevetto e tutti i nostri studi come un pacchettino completo, diciamo, col fiocco. Certo, detto così, trattandosi di farmaci che potrebbero combattere il tumore, che questa malattia è diffusa a livello mondiale, uno dice ma come si fa a fare un ragionamento speculativo sì, quando c'è in gioco la vita di milioni, miliardi di persone? Sì, soprattutto questo dovrebbe essere fatto almeno a livello di sistema pubblico, perché magari un'azienda privata guarda entrate e uscite, però magari se uno va a ragionare a livello di sistema pubblico si dovrebbe forse investire di più nelle ricerche che riguardano per esempio appunto lo studio delle cure per varie malattie come il tumore o le patologie cardiovascolari o alcune malattie rare che ultimamente non sono più così rare, o per esempio investire nelle tecnologie per l'ambiente, sistemi chimici per inquinare meno. È sempre una di quelle sollecitazioni esterne che può... Sì, inquinamento dell'aria, dell'acqua. Le mutazioni delle cellule. Anche l'inquinamento nell'ambito del lavoro, anche lì è importante l'esposizione che uno ha cronica a livello giornaliero. Quindi radiazioni, telefonini? Anche radiazioni, anche telefonini. Ci sono anche studi lì che alcuni affermano le radiazioni anche il telefonino fanno male, altri smentiscono. Ecco, ma qual è la verità? Visto che tu insomma scavi, no, Io mi occupo meno di ambito fisico sulle radiazioni. Certo, però anche loro sicuramente non fanno bene anche radiazioni a livello di nelle vicinanze di abitazioni, eccetera. Perché sono sempre sollecitazioni esterne, alle cellule, esatto. che già le nostre cellule hanno delle sollecitazioni nostre interne, a prescindere poi perché noi dall'ambiente. anche a causa dello stress produciamo certe molecole che anche solo a livelli alti di cortisolo, eccetera, che vanno a alterare gli equilibri omeostatici all'interno degli organi, eccetera. Quindi già questo sono delle perturbazioni, come per esempio anche io la gastrite quasi cronica, anche quello non va bene, insomma, avere pH acido, irritazioni interne delle mucose. Quindi bisognerebbe farsi anche un po' un training autogeno, cercare di non... cercare ogni tanto di staccare, quando rilassarci. uno si sente bene vuol dire che questa macchina sta facendo tutti i suoi passaggi regolarmente. Quando inizia a sentire degli acciacchi vuol dire che il sistema è come quando si va troppo veloci, che il motore insomma inizia a soffrire della macchina. Sì, si può dire più o meno così, sì. Io sarei con te a parlare ore perché ci stai portando in un mondo che tutti quanti noi conosciamo direttamente. Purtroppo il tempo a disposizione non è tantissimo. Vi sentite tu e il tuo gruppo di lavoro vicini oppure di aver imboccato la strada giusta verso questa lotta contro il tumore? Che, tanto per dire, insomma, ci hai spiegato in maniera molto scientifica delle cose che sembrano ad un passo dalla realizzazione. Certo ci vorranno 10 anni, ma insomma sembra di essere in una strada di luce dopo tanti anni di buio. Quindi parli con molto entusiasmo. Ecco. Io ci credo moltissimo ed è per questo appunto che lavoro nel gruppo di ricerca del professor Ferragona, anche perché ci stimola a lavorare in questo ambito anche con il suo esempio. Io ho sempre detto a lei infatti che o lavoro in questo gruppo per fare questo, quindi portare avanti questi composti nel mio piccolo e cercando di sfruttare al massimo i miei talenti, le mie capacità, altrimenti vado a fare altro, anche la cameriera, per dire, non c'è problema. Però tu avverti che siete su una buona strada giusta, appunto, però siamo bloccati dalle finanze, anche per questo infatti abbiamo fondato recentemente un'associazione. Vogliamo dare dei parametri? Si chiama Associazione Artemo. Artemo? Sì. Hai un sito? Io sono vicepresidente di questa associazione e la professoressa Fregona è il presidente. Si possono fare delle contribuzioni? Delle donazioni. Ed è un'associazione nata da poco, il sito è www.associazioneartemo.it ed è l'associazione per la ricerca delle terapie mirate in oncologia. Un'associazione nata per provare ad aiutarci tramite donazioni eccetera per sostenere le nostre ricerche e andare il prima possibile verso la fase clinica 1, poi se andrà bene questa andremo verso la fase clinica 2 e così via, insomma. Il cancro è aumentato o è sempre esistito?
Il cancro è sempre esistito, ci sono anche prove che documentano dei tentativi di trattare il cancro anche ai tempi degli egizi, già allora con nanoparticelle di oro. Nel nostro caso non abbiamo nanoparticelle, però abbiamo composti di oro, quindi con un solo atomo diciamo, di oro, anziché tanti aggregati insieme. E poi già nel tempo dei Romani e così via, solo che non lo sapevano, morivano, avevano una prognosi infausta, ovviamente senza terapie o terapie palliative del dolore, eccetera. Però è sempre esistito perché è nella natura intrinseca dell'uomo, delle nostre cellule. Io ringrazio Chiara Nardon, anzi la invitiamo magari prossimamente a ridarci degli aggiornamenti su questa ricerca, magari per approfondire con un po' più di tempo questi meccanismi, perché sconfiggere il cancro credo che potrebbe essere la più grande vittoria dell'umanità. Ringrazio Chiara Nardon anche per il lavoro che fai per tutti quanti noi. Subito dopo la pubblicità continuiamo di Giovani Talenti, di questa associazione che promuove questo premio di cui anche Chiara ha ricevuto il primo riconoscimento proprio per la ricerca scientifica. Tra pochissimo, grazie.